Tina, un altro poco di caffè per favore, via. Ma no, Gervasio, è il terzo che prendi da stamattina, ti fa male. Il dottore te l'ha vietato. Ma che male è male, al diavolo i dottori. Il caffè mi piace, io me lo prendo, cara mia. Ma che bravo! Ma senti che chiasso che stanno facendo? Io non capisco proprio. Sono ragazzi, si divertono, lasciali fare, dai. Tina, vai a vedere un pochettino, che cosa stanno combinando. Bada pure ai bambini, mi raccomando. Ecco, vedi, questa tazzina di caffè, sorseggiata tranquillamente nella mia bella casa, accanto alla moglie mia adorata, nel giorno del mio 60° compleanno, è la goccia che fa traboccare il vaso della mia felicità. Della nostra felicità, vorrei dire. Hai ragione, mi caro mio. correggo, della nostra felicità, della nostra. Oh, quei bambini, santo Dio, io vorrei sparire in questi giorni, vorrei. Oh mamma mia, Tina, ma che cosa ti è successo? Ti sei imbrattata tutta. Eh già, il figlio della signora Vagli, per rincorrere il fratellino, ha alzato il tavolino con l'oliera e si è rovesciato tutto l'olio. Vabbè, poco male, su, poco male. Sì, poco male, certo, metterò del talco sulla tovaglia, laverò il grembiule, tovaglia, tutto. Però, commendatore, io sono un poco preoccupata. E perché? Perché porta male quando si rovescia l'olio, no? Ma sei scemo, porta male a me che ne devo comprare dell'altro. Ma no, anche di là dicevano la stessa cosa. E quelli sono dei maniaci, per carità. Intanto, commentatore, l'olio si è rovesciato. Permesso, commentatore. Appena crisi. E vabbè. E poi non gioco più con te. E perché? Perché mi hai visto. Io? Sì, mi hai visto sotto la bevenda. No, caro mio, io non ti ho visto, ma ho sentito il tuo profumo. Quel pessimo profumo. Noi e te, ma vediamo un pessimo profumo. Hai ragione, devo utilizzare petrolio. Il profumo utilizza Antonio. E si capisce, è un profumo maschile, no? Ma insomma, ma la volete smettere? Ma dico io, fra 15 giorni vi dovete sposare, sarete marito e moglie. Mi sembrate due ragazzini a litigare sempre. Senti Gervasio, intanto io vado di là a vedere i nostri ospiti. Andiamo. Che cos'è? Ma litigare? State sempre a discutere, sempre a fare storie. Vieni Faustino, andiamo. Vieni. Vengo, papà. Vengo, papà. Non ti ha giovato affatto quella cura per i nervi di cui mi parlò tuo padre, tua madre, i tuoi genitori. Vedrete che effetto. A me non sembra, O sarà che non ti curi? No, mi curo, papà. Tu dici papà, io vorrei essere io il tuo medico per Bacco. Senti, guarda, è facile, sono 2 sillabe, ripeti appresso a me. Papà. Guarda, papà. Popò, pipì, vabbè, lasciamo perdere. Ma che hai? Si può sapere che hai? Cosa? È che sono nervoso, Oh, perché? Papà ti ha detto che non ti ha giovato la cura. Però sai, al contrario, io ti trovo migliorato. E del resto sono i miei scioglilingua che ti giovano. No, è l'eccessivo lavoro a cui mi sottopongo che mi nervosisce. Tu non ci devi pensare, tanto tra 2 giorni darai esami, prenderai la laurea e io sarò la moglie del dottor Faustino Santi, Ora però, ripeti con me, 3 tozzi di pan secco che in 3 strette tasche stanno. No. Dai, su, fallo per me solo una volta, 3 tozzi di pan secco in 3 strette tasche stanno, che ci vuole? Va bene. 3 tozzi, no, vedi, non lo so dire. E poi sono nervoso. E quando sono nervoso, peggiora la pronuncia. Ma perché sei nervoso? Perché? Perché sono stufo. Ah! Sono stufo che tu faccia la civetta con quello stupro di Antonio. Io faccio la civetta con Antonio. Sì. Io lo so bene. Che voi donne, cose, sapete fare bene. Le scuole ancora meglio. Ah sì, Ma io non sono stupido. Me ne sono accorto. Vabbè. Poco fa. Quando giocate alla chiapperello. Quindi? Con la scusa che non ci vedeva niente. Ti toccava tutto. E tu, zitta, lasciavi fare. Io? Ma era il gioco, no? Come del gioco? Sei un visionario, ecco. Del resto, se dobbiamo sposarci
farci solo perché io tolleri la tua sfrenata gelosia, no, Questo no. Antonio è solo un caro compagno d'infanzia, ecco tutto. Ah, io rompo la testa, ecco tutto. Ah, bene, bene. E non ti facevo così volgare. Sono volgare e geloso. Andiamo in giardino, Otello. Però, sai, mi piace quando fai il geloso. No, andiamo. Rosina. Andiamo, su. Signorina, Buonasera. signor Franchi. Lei è papà, vero? È in giardino con gli altri, glielo chiamo? No, non si preoccupi, ci ha già pensato la cameriera, Va grazie. bene. Andiamo, Fausto. Ah, non c'è... Non chiami Fausto. No, mi piace. Chiami addirittura me pistola, lo preferisci? Se io non ce la faccio più. C'è spirito. Quanto è noioso, ferma, loco. Faustino, per piacere non facciamo storie. Non essere hermano. E c'è spirito. Oh, buongiorno commendatore. Innanzitutto volevo rinnovarle gli auguri Grazie, per il grazie, suo compleanno. E poi sono venuto qui a consegnarle la copia delle forniture dei materiali per la Sicilia. Ah, benissimo, bene. Che c'è? Che avete? Mamma mia, che avete fatto? Un incidente. Un incidente? Siete stati investiti? Peggio, molto peggio. Ho incontrato una gobba. È una gobba. E appena l'ho vista da lontano ho cercato di evitarla e non ho visto la cassetta postale qui all'angolo e ci ho sbattuto con la testa vicino. Ma sono cose da pazzi, sentite, sono cose da pazzi. E dire che avevo fatto tutti gli scongiuri necessari. Avete fatto gli scongiuri? Ma certamente. Tutti quanti li avete tutti. fatti? Tutti Il medio accavallato sull'indice, così. Come? Il medio accavallato sull'indice, Così. così. Appena l'ho vista, così. Così. I due indici, così, a forma di croce. Quindi- Sì, così. Le tre sputazzelle. Lei chi? Le tre sputazzelle. Sputazzelle. Sì, si fanno di dietro. E voi andate sputando per la strada così? Ma no, commendatore. Guardo prima se passa qualcuno e poi Mo. terchia, quaterchia, quataquerchia. E poi ho fatto quello più Scusate, famoso. che avete detto adesso? Terchia, quaterchia e quataquerchia. Tecchia, cacatecchia? Terchia, quaterchia e quataquerchia. È uno scongiuro questo? Ma certamente, è famosissimo. Ah. E poi ho fatto quello più famoso di tutti, i 3 colpi di tallone. 3 colpi di cannone. Avete sparato 3 colpi di cannone. Ma no, che sparavo i colpi di cannone? E che avete fatto? 3 colpi di tallone. E come fate? Così. Come 1, 2, 3. fate? Ah, ecco. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ho capito, ma voi ballate proprio. Ma no, si fanno più veloci. Io adesso li ho fatti così per farli vedere a lei. Ma per piacere, ma non facciamo storie. Ma per me incontrare una gobba non è affatto una disgrazia. Anzi, la considero una grossa fortuna. Eh sì, perché paragonando il mio fisico a quello sgraziato e deforme di quella poverina, ma io sono lieto e felice di vivere. E ringrazio la provvidenza di avermi fatto bello, sano, forte, ciliegio, ecco tutto. Ma sicché se lei incontra una gobba, Che devo fare? La guardo, la guarda, la osservo. la osserva. Poi mi guardo, mi osservo, poi guardo ancora lei con profonda commiserazione e le sorrido, ecco tutto. Poi se mi passa vicino, caga, piccola cocca. Ma come le sorride? Che devo fare? Devo ammazzare, sparare, tagliare la testa, che devo fare? Spieghi. Ma commendatore, in casa quando si rovescia l'olio e il sale, lei come si regola? Io come si regola la cameriera? Il cameriere che ne manda a comprare dell'altro. E quando si apre l'ombrello? Dai, io lo chiudo, È il gatto che attraversa la strada? non deve passare. No! Solo voi dovete camminare per la strada, i gatti niente. Il gatto nero no, assolutamente. Ma guardate che pretesa. È il carro di paglia, lo specchio rotto, la civetta che ride. Ride la civetta. Eh, Che voi sapete distinguere la civetta quando ride, quando... certo. Quello fa un sacco di versi. Ma- Ah, ride, maledetta. E il cappello sul letto? Beh, il cappello sul letto non mi piace, devo dire la verità, non mi Ecco, piace. vede, perché al suo interno lei sente che c'è qualche cosa che contrasta. Che contrasta con le mie abitudini, caro mio. Noi siamo abituati a lasciare il cappello lì dove va lasciato. Dove va lasciato questo cappello? Dove? All'attaccapanni, certo. in un armadio, nel guardaroba. Sul letto mi sembra il posto meno adatto, ecco tutto. Ma vede, commendatore, io penso Che che... pensate, Spirito, che pensate? Spirito, voi finirete al manicomio, ve lo dico io, voi finirete al manicomio, è perbacco. Ma adesso capisco i vostri continui ritardi in ufficio e la vostra continua negligenza sul lavoro. Ma voi perdete tempo a ballare la tarantella per la strada, quindi a destra, a sinistra, sputate di qua, sputate di là. Per piacere, Spirito, piantiamola, Spirito. Lasciate camminare tranquillamente i gatti per la strada, lasciate cantare le civette, lasciateli in pace. Io non sono più disposto a subire le vostre cretinate. Ma andiamo, ma siete un uomo, siete un bambino.
Come desidera lei, commendatore. Adesso posso andare? Se volete andare, andate. Se volete rimanere, stasera c'è il ricevimento. Sarete di là in giardino con gli altri invitati. Se non disturbo rimango volentieri. Affatto. Io nel frattempo vado a riporre questo contratto nella cartella. Bene, allora io vado, La civetta che arriva, le sputazzette. Commendatore, il signor Donato. Fate passare. Spirito, dite a mia moglie che sono occupato con il mio amministratore. Va bene, riferirò. Vittoria, commendatore, Vittoria. Bene. Belle notizie riporta Donati. Sediamo. Bene. La ditta De Florent è ritornata nostra cliente. Benissimo. Domani ci sarà il carico al porto. Si imbarcherà su un bel mercantile, il Pacific. Pacifico, bello, Pacifico. Bene, quello così la merce sarà bella tranquillamente galleggiando sulle acque del Mar di Liguria. Il pagamento poi avverrà tramite la Banca d'Italia a merce consegnata, come al solito. Certo. Commendatore, si tratta di un guadagno di ben 100 milioni. Va bene, dettagli, dettagli. La merce poi sarà seguita da un nostro delegato, Sciaccaluga. Sciaccaluga? Sì. E chi? È quel piccoletto di Genova con la gamba un po' Quello lambazzino, zoppo. claudicante. Zoppo. È capace questo Sciaccaluga? Capacissimo, e poi conosce molto bene il francese. Se conosce il francese va bene. A proposito, commendatore, la causa Moretti si mette bene. Il vecchio si è malato e il segretario che cura i suoi interessi è malleabile. Benissimo. E quello, se il vecchio Moretti se ne andrà all'altro mondo, la finiremo con questa causa che dura ormai da 3 anni. E quello è solo, non è erede. Di cosa si è ammalato? Ma una sciocchezza, broncopolmonite doppia. Bene, buono. Con un po' di cirrosi epatica. Un po' di cerebrale. No, cirrosi epatica. Bel contornino. Considerando che è anche un vecchione frigico. E quello muore, per carità, muore sicuramente. Che avete detto, di cosa si è ammalato per un polmonite secca, avete detto, no? Purulenta. No, non è ancora purulenta, no? No, ma quello muore sicuramente. Che dicono i medici? Quando muore? No? Non si sa che Speriamo presto. Speriamo presto, poverino. Vabbè, ma se altro come si dice? Morte tua, vita mia, insomma. Bene. No, giusto per mandargli 2 fiori, le condoglianze. Bene, benissimo. E adesso venite di là in giardino, assisterete ad una bella sorpresa. Un magnifico spettacolo di colori, una vera e propria aurora boreale. Preparata da lei come ogni anno. Sì, però quest'anno meglio perché abbiamo fatto... Commendatore, c'è di là un carico che chiede di voi. Donati, andate, io vengo subito. Buonasera. Papà, ci fai accendere le candele sulla torretta della fontana? Rosina, Dai, per carità, ti prego, ma solo per vedere l'effetto. No, e che c'è? Quello si perde tutto l'effetto, no. Poi quello è un macchinario così delicato che solo io e il giardiniere sappiamo far Ma funzionare. non ti preoccupare, Fausto ha detto che sa come fare. Faustino, quella mezza lingua, che sa, no, per piacere, non toccate. Donati, pensateci, penso io. Teresa, non toccate niente. Io vengo subito a una visita. È naturale, aspetti. Non toccare. Commendatore, Che c'è? che devo fare con quest'ale che aspetta? Come hai detto che si chiama? Non lo so, però mi ha lasciato questo biglietto. Walter Sotterna. E chi è? Ma? Sì, vabbè, ma di che non ci sono. No, commendatore, non è possibile. Ci ho detto che c'eravate. Vabbè, direi che ti sei sbagliato. No, insiste. Dice che vi conosce e che anche voi lo conoscete. Spera. Io lo conosco. Ma dico io, ma che cosa ti salta in mente? Ma quando sono queste cose? Ma avvertimi prima, no? Sì, commendatore, avete ragione. Ormai che faccio? Va bene, fallo passare. Sì. A proposito, sono arrivati i rinfreschi. Ah, sì, è tutto pronto. Appena mi date l'ordine. No, non fa ordine, dopo le luminate. Dopo le luminate. Non toccate, Teresa, non toccate niente. Tra poco sarà buio. Se non c'è il buio non c'è l'effetto. Io vengo subito. Gervasio sono assai. Sì, sono io. Walter Sotterna. Walter Sotterna. Sono Walter Sotterna, non ti ricordi di me? Veramente no. Non mi ricordo. Sarà meglio che io vada. Buonasera. Mi dispiace. Un momento, aspetti. Walter. Ho capito, Walter. Sotterna, è vero. Per Bacco non riesco proprio
ricordare questo cognome. Capisco, non puoi ricordare, sono 40 anni dall'ultima volta che ci siamo visti. 40 anni, allora. Sono Walter Sottile. Abbiamo fatto gli ultimi 2 anni di liceo insieme. Io e te giurammo di poterci sempre la solita cara amicizia, tanto fu l'affetto e la comprensione che ci legò. Ti ricordi di Lagrimuccio? Walter Lagrimuccio? Quel ragazzo che quando si componeva gli spuntava sempre negli occhi una lacrima, che mi finì poi per diventare il suo soprannome. Walter Lagrimuccio. Walter, oh carissimo amico mio, ma che sorpresa, Walter, ma come stai? Ma che gioia, oh, ma tu mi devi perdonare, sai se non ti ho riconosciuto tu, ma dopo tutti questi anni, dai, sediamoci. Walter, ma che gioia, Walter, l'errore nostro, eccolo qua. Mi trovi diverso e mal ridotto. No, che mal ridotto, diverso per l'età, si capisce. Poi, quanti ne hai? 59. Un anno meno di me, 59 primavere. 59 inverni per me, rigidi inverni. Inverni, primavera. No, inverni. Inverno, solo inverno. Tu però sempre lo stesso. Mi ha fatto piacere averti rivisto. Anche a me, grazie. La tua azienda è Florida? Sì. E sei sposato, vero? E come lo sai? Beh, mi sono informato. Sì, sono sposato, ho anche una figlia, Rosina. Una bella ragazza, un po' capricciosetta, ma fra 15 giorni si sposa. Ma un bravo giovane, un po' papà. Si sposa e io da questo lato resto tranquillo perché poi sa che è mia moglie. Bene. Che c'è? Perché sospiri? Niente, che rivedendoti mi vengono alla mente tante cose. A chi lo dici, come no? Ricordi quando ti aiutavo a fare i compiti? Come no? E le gite in bicicletta? Per Bacco ricordo le gite in bicicletta, come no? Le gite in bicicletta. Ricordo che una volta cadde. Facesti appena in tempo a dirmi, bada, potresti cadere, patapompete, un colpo a terra. Per poco non mi spezzai la spina dorsale. Fu proprio una brutta gita quella lì, proprio detto fatto. Ma parlami un poco di te, sei sposato? Vedo. Mi dispiace, sai, Walter, mi dispiace averti riaperto la ferita, non immaginavo. E figli, ne hai figli? Sì. 2. Due, bene. 2 maschi. 2 maschi, per Bacco. Uno morto in guerra. L'altro è in America da 18 anni. Ecco, l'altro è in America da 18 anni, e ti scrive. Nessuna notizia. Mi dispiace, sai, Walter, No. mi dispiace, vedrai che prima o poi riceverai notizie sicuramente. Il cantiere, il vostro cantiere. Mi ricordo che tuo padre è armatore e anche uno dei più noti, mi pare. Era armatore. Era. Si invaghì di un'attrice francese quando ci trasferimmo in Francia 33 anni fa. Poi fu coinvolto in un fatto di gelosia. Lo uccise. Un colpo di pistola al suo tavolo di lavoro. In Rue Madeleine 17, alle ore 17, del giorno 2 di novembre 1917. Rue Madeleine, 17. il 2 di novembre. Il 2 di novembre. Alle ore? Alle ore 17. Guarda un po' che sciagura. Poi ci trasferimmo a Milano presso i parenti della mamma. La mamma, Ricordi quella la mamma? cara signora simpatica, Voleva come lo bene. ricordo, Sì. mi voleva un gran bene, mamma, voleva sempre stare in mia compagnia, mamma. E come sta? Sta bene? Morta. Mi dispiace, sai, Walter, non avrei mai immaginato, era così giovane. E da allora fallimenti di serie. Io mi impiegai a Varese in una fabbrica di tessuti, poi mi sposai. Ma caro amico, se tu sapessi. Capisco, Walter, capisco. Ma dimmi, ma hai sempre abitato a Milano? Sei sempre stato lì? Ho viaggiato sì. Sono stato costretto a viaggiare.
ora vengo da Terni. Io sono stato impiegato in una cartoleria come commesso. Avrei potuto far bene, ma la cattiveria umana. Sono andato via, sono venuto a Roma a piedi. A piedi? Da Terni? Quando non si ha in tasca nemmeno un soldo, non ci restano che le gambe. E quelle, per fortuna, sono ancora buone. Vedi, Gervasio, una volta mi chiamavano Lagrimuccia, perché ad ogni piccola commozione spuntava nei miei occhi giovanili una lacrima. Ora non piango più. Non ho più lacrime, né avrei motivo di piangere, perché nella vita si piange spesso per qualcosa che si perde o che si sta per perdere, senza possibilità di poterla riprendere. Io non ho più nulla da perdere. Ho perduto tutto. Capisco, Walter, ma io mi domando, ma come ha fatto un uomo come te a non riuscire? Un uomo con la tua intelligenza, con la tua istruzione? Eri il primo della classe. Sarei riuscito se non mi avessero perseguitato con l'invidia e la maldicenza. Scusa, Walter, ma chi ti ha fatto del male? Tutti, donne, uomini, vecchi, bambini. I bambini? Ho fatto tutti i mestieri, tutte le professioni, ma ovunque io sia stato, dopo un po', quando stavo per raggiungere la gioia di una felicità modesta, dedita al lavoro e alla famiglia, mi raggiungeva inesorabile la perfidia umana. Non capisco, Walter, ma sei stato un perseguitato? Peggio, un indiziato, un criminale, sulla cui testa pesa una taglia da 100 miliardi. Ma ora ti lascio, vado via, mi ha fatto piacere di vederti. Avrei voluto evitare la mia venuta in questa casa, ma il bisogno urgente, ossessivo, mi ha fatto mettere da parte ogni scrupolo, nella speranza. Se vuoi darmi un tozzo di pane lo accetterò volentieri, in nome della nostra vecchia amicizia. Dopo, domani o poi non mi resterà che uccidermi, se ne avrò la forza necessaria. Su, Walter, ma che dici? Ma non dirlo nemmeno per scherzo, ma io ti darò, per carità. Ma prima voglio sapere da te, ma cosa vogliono da te? Che cosa pretendono? Hanno voluto e vogliono dare sfogo a tutte le loro manie, alle loro suggestioni. L'uomo nella vita in genere, quando le sue capacità fisiche e mentali sono menomate dalla pigrizia o da un'innata ignoranza, si avvale di tutte le armi per giustificare la sua inferiorità, anche di quelle più meschine, capaci di distruggere la vita del proprio sé. Vedi, Gervasio, con te posso parlare perché mi accorgo che mi vuoi ancora bene. No, ma è naturale, figurati. Cominciò tutto tanti anni fa, per scherzo, a Milano, in ufficio, ad un collega che, dovendosi recare con me dal direttore e non conoscendone i motivi, io gli dissi: ma scherzando, vedrai che ti licenzierà. Fu così. Fu licenziato. Sì. E da allora passò del tempo. Ma sotterra sopra, sotterra sotto, sotterra menagrana, sotterra porta ieri. E incominciai a notare che quando mi incontravano facevano un certo gesto. Capisco, Walter, capisco. Non ho vissuto più. Ci credo. Mi hanno ucciso. Ci credo. Su, sta su, finché c'è vita c'è speranza, per carità, aiuterò. Per me tu in questa casa sarai sempre Walter, il mio più caro amico. Io non sono un uomo che crede a queste sciocchezze, ammesso che tu sia un menagrama. Quindi, lo sai che stasera festeggio il mio 60° compleanno e che di là in giardino c'ho degli ospiti, degli invitati. Più tardi ci sarà l'illuminazione elettrica di tutta la fontana, poi ci saranno gli rinfreschi, gelati, c'è qualcuno che declama versi, insomma ci divertiremo. Che dici? Vuoi unirti a noi? Auguri. Ma lasciami andare via. No, ma perché? Lasciami andare via. No, non dirlo nemmeno, non ti lascio andare via. Tu avrai la migliore camera dell'appartamento, mangerai, ti rimetterai, va. Voglio rifarti nuovo. Sei un bugiardo, sei. Perché? È perché ce l'avevi ancora la lacrimuccia, eccola qua, vedi, è sempre la stessa.
Su, sta su stupidone. Adesso chiamo la mia cameriera che ti accompagnerà nella tua camera, quella degli ospiti, dove tu potrai rimanerci fin quando vorrai. Ina! Ina! Commendatore ha chiamato? Sì, accompagna il signore nel mio guardaroba, gli darai l'abito che sceglierà, il signore ha subito un incidente in macchina. Poi l'accompagnerai nella camera degli ospiti e da stasera il signore farà parte della mia famiglia. Bene. Sapevo di trovare un amico, ma non il fratello. Vai, cavolo, vai. Che è successo? E sali tu sulla torretta a prendere una rosa. Solo che poi è scivolato nel cammino e ora è tutto insanguinato. Corri! No, Gervasio, vai tu, io non voglio vedere. Faustino muore. Oh, Faustino, no, come muore? Guardate che si è combinato, guardate che si è combinato, mamma mia, ma che ha fatto? Guarda, ma che è successo? Non si muove! Facciamo presto, portiamolo all'ospedale, perde sangue dalla Faustino! All'ospedale? Spirito, dove sei cacciato? Ecco, Spirito, dove sta? ecco, Presto, telefonate per un tassì, telefonate per un... Faustino, ma che sei? Che è successo? Ma com'è? Commendatore, commendatore, che? il numero, qual è il numero? Ah, il numero è 17017. Ma perché dobbiamo prendere i tassi? Scusa, prendiamo la nostra macchina, Gervasio, facciamo No, presa. non è possibile perché l'autista ha un giorno di permesso, non ce l'abbiamo la macchina, non è Già, possibile. è vero. Il tassì tra 2 minuti sarà Ah, finito. non respira, non respira. È soltanto svenuto. Respira. La cagamba, è rotta, la cagamba. Guarda, io ti sposerò lo stesso, sai? Mi sacrificherò per il nostro amore. Ecco, lei si sacrificherà per il suo amore. Oh, Walter, bene, che benissimo, ecco, sai proprio bene, brava. Oh, Walter, scusa, sai, mi è successo un piccolo contrattempo. Papà, una gamba spezzata di Faustino, me la chiami un piccolo contrattempo? Esagerate, catastrofiche, spezzate. Certo. Ma che ne sappiamo? Non c'è la gamba di questa spezzata. Che ne sappiamo? Spazio, ma che no? Va bene, adesso sappiamo che è spezzata. Ma prima che ne sapevamo? Spezzate così. Sai Walter, il fidanzato di mia figlia, il signor Faustino Santi, è scivolato e si è rotto una delle due gambe. Poverino. Va bene, ma adesso lo porteranno al pronto soccorso, all'ospedale, poi andremo a fargli visita. Hai sentito Faustino? Adesso ti porteranno al pronto soccorso, tanto bello. Bene. Oh, allora signori, volevo un attimo di attenzione. Volevo un attimo... Signori, un attimo di pausa. E che cos'è? Volevo presentarvi il mio carissimo amico. Vi presento il mio amico Walter Sotterra, mio ospite da questa sera. La mia famiglia, i miei amici, mia moglie, il dottor Botola, mia figlia, il dottor Donati, il dottor Spirito, l'infortunato, questa è la cameriera, poi sono altri camerieri, insomma, altre persone, siamo qui. Bene, allora che ne facciamo di questo qua? Dove lo portiamo? Al lazzaretto? Dove? All'ospedaletto? Dove lo portiamo? Ah, all'ospedale! Bene, chi l'accompagna a questo qua? Chi l'accompagna? Tutti mi sembra proprio esagerato. No, io voglio venire, io vado a prendermi sopra. Stai calma, adesso ti portano all'ospedale, stai calmo. Commendatore, se è possibile vorrei accompagnare anche io all'ospedale, signor L'hai accompagnato pure lui? Sì. Grazie, signor Donati, ma soddisfatti? Faccia presto. Si fa presto, via. Si fa presto, via. Le signore già sono giù. Ah, bene. Allora, Donati, datemi una mano, andiamo a questo. Calma, commendatore, lasci stare, vedo che stasera... Sì, non ci lasci stare. No, io No, ci pensiamo. voglio che si abitui a camminare ad una sola gamba. Perché? È già visto che si deve... No, per vedere se è effettivamente spezzato, perché questo esagera, io lo conosco, questo esagera, capito? Bisogna provare se è effettivamente spezzato. Zitto, Valentino, zitto,
mamma mia, t'hanno mica tagliata la testa, non esagerare. Ingegnere, salve, ingegnere. No, niente, ingegnere, una sciocchezza, per carità. Grazie. Così Canazzo sta sempre affacciato. Vedi, sai Walter, questi figli di mamma, come Faustino, sono abituati a essere coccolati in famiglia. Ecco che poi scivolano, si rompono una gamba, addio, finisce tutto. Poverino, soffre però. Sì, va bene, ma in fondo c'ha l'altra gamba, poi all'occorrenza c'è la stampella, poi ci sono le carrozzelle, oggi con la tecnica moderna, per carità, oggi con la tecnica moderna si fa tutto. Che c'è? Davanti al cancello c'era un gatto nero, grande così, con una testa così, 2 occhi che mi guardavano. Non mi fa passare. E voi avete rinunziato ad accompagnare il signor Santi piuttosto che... Sì. Non c'è niente da fare, vedi Walter, il mondo è ignorante. Io non capisco come possa esistere al mondo gente capace di rovinare se stessa e di rovinare anche gli altri. Ma che ci posso fare io se sono superstizioso? C'è chi lo è e chi non lo è. Lei lo è? Io? No. I signori pranzano? Sì, certamente, per uno stupido incidente vogliamo rimanere digiuni. E il signor Spirito sarà dei nostri. Oh, grazie. Fumiamo. Grazie, commendatore. Fumiamoci sopra. Come vedete, una volta che tanto il gatto vi ha portato fortuna. Oh, grazie. Scusa, sai, non mi sento. Oh, scusate. Accendete. Ma siamo in 3. Il treno non si accende, porta male. E io ho sempre acceso. Accendete, Spirito. Ma commendatore, Spirito, accendete. sono più piccolo. Accendete, Spirito, per bacco. I 3 colpi di cannone. State facendo fatica, I 3 colpi di cannone. Penso proprio di sì, dottore. Lei Ma che dice? certamente, per prendere un po' d'aria, Bene. Allora Tina, per piacere, vuoi andare di là a vedere il signore? Certamente, senza di me il signore non si veste. Ecco appunto, lo sai, va? Che vuole sempre te quando si deve vestire. Dottore, ma lei mi dice la verità, Gervasio non corre nessun pericolo? nel modo più assoluto. Meno male, sono così preoccupata. Io non capisco proprio. Stava in giardino, facendo sfoggio con delle sue attività ginniche con quel suo amico nostro ospite, il signor Sotterra. Chi? Sì, il signor Sotterra. E stava lì in giardino con quell'attrezzo, con quei 2 tubi. Le parallele. Ecco, sì, precisamente. parallele, sì. Quando all'improvviso si è sentito male, ma così male da non reggersi neanche in piedi. Oh, poverino, come l'anno scorso, si ricorda, dottore? Certo. Ma questa volta più forte. Certo. Il solito dolore, il solito attacco, ma lo questa so. volta più grave. È colpa sua, perché non è andato a fare la cura delle acque a Castellammare, alle terme di Agnano. Quelle sono acque miracolose. Lo so, ma Si tanto da trascura il fare. commendatore, Si tanto da trascura. fare, ma si trascura. Ma sempre ecco. tanto da E fare. intanto Adesso- facciamogli una piccola curetta. Ecco. bene. Le solite iniezioni, quelle di tutto l'anno, e poi queste frizioni, ecco, mattina e sera. Va bene, Poi va bene. vedremo, Speriamo bene. Tina, il signore? Ha detto che non aveva bisogno di me e mi ha mandato via. Eccolo il commentatore, eccolo là. Eccolo qua il commendatore, eccolo qua. Mi rimetto in piedi dopo 4 giorni di riposo, ma di involontario riposo, perché per me le malattie sono involontario riposo. Bene, dove devo sistemarmi? In quale camera d'ospedale? Ma quale ospedale? Quale letto di sanatoria? Lì starei comodissimo. Qua, bene. Qui sta bene qua. Un'oretta d'aria e poi a letto. Ma che cosa? Mi va a letto un giorno, caro dottore, io sto bene, per carità. E allora ancora un giorno e poi... Ma che un giorno? Ma non scherziamo, ma volete vedermi alla tecnica? Volete vedermi alle parallele, avvocato? Vogliamo fare una corsa in giardino qua che arrivano in Alcacelli? Io ci sto, Ecco io, sai.
Beh, e Walter? Santerra. No. Sottoterra. No. Terra Santa. Santa Terra. Calmati. Commendatore, io non lo so dire. E lo devi sapere. E il cognome di un ospite, sotterra. Ah sì, sottoterra. Ha fatto colazione e poi è uscita. Va bene, allora caro amico io vado via, se avete bisogno di me. No, speriamo di no, caro dottore. Vabbè, arrivederci. Vabbè, niente arrivederci. Si vede se è il caso, se è il caso ci si vede, via. Va bene, Tina, accompagna il dottore. Certo. Grazie, prego, arrivederla. Bella giornata veramente, il tempo si è aggiustato. Rosina? Rosina è andata in clinica a trovare Faustino. Speriamo che l'abbia trovato meglio. Qua meglio, caro amico, quello ne aveva almeno per 35-40 giorni. Per forza, hanno dovuto ingessargli la gamba, poverino. Non ci voleva proprio. E perché? Farà economie di scarpe, di questi tempi è una fortuna. Mamma mia, ma tu scherza sempre. Intanto abbiamo dovuto rimandare il matrimonio. E quei due non vanno d'accordo, non te ne sei accorto, Teresa? No. Questo tempo servirà per accordarsi meglio, via, tutto sommato è stata una fortuna, per carità. È una fortuna. E gli esami di Faustino allora? Ah, senti, Faustino è un ciuccio, hai Ma capito? no, Un ma ciuccio. che cosa? Ora dire che servirà per prepararsi meglio, per studiare meglio, ecco qua. Sei Tutto sempre questo. indisponente, non capi Indisponente? mai. Perché Salve a indisponente? tutti. Perché? Ciao papà, come stai? Bene, cara, bene, grazie. Tu dove sei stata? Dove sono Ecco, stata? dove sei stata? In clinica, Ah. a trovare Faustino. Ah, in clinica. E poi ho incontrato Antonio. Certo, poverino anche lui. Poverino Antonio. Perché? Che cosa è successo? No, niente, mi ha accompagnata qua. Ah, va, per questo poverino. Oh, senti, e Faustino come va? Come va? Come va? È furioso addirittura. E ha ragione papà. Non so te, ma ho l'impressione che da qualche tempo qualcuno ci stia buttando il malocchio. Non essere sciocca, Rosina, capito? Non fare la sciocca, non dire queste sciocchezze. È la verità, papà, è la verità. È vero, da un po' di tempo non si capisce più niente. E guarda tu, Faustino che si spezza la gamba, la tua forte perdita in borsa e la tua improvvisa malattia, vedi tu? Stamattina poi il figlio del portiere, il povero bambino, voleva prendere una pesca dalla dispensa e si è rovesciata addosso tutta la bottiglia di acido muriatico. Per poco il liquido non gli è andato a finire negli occhi. Si è buscato un ustione di secondo grado, povero bambino. Povero bandito. Quello è un bandito. Bandito il bambino. Ma secondo me se l'hai cercato, per carità. Quello è un mariuolo, quel ragazzo, sempre con le mani dappertutto. Non si apre la dispensa quando sta chiusa. È chiaro? Se avesse fatto un po' più d'attenzione. Ma si sa, ma i bambini sono irrequieti, per carità. Già, i bambini. E io invece, quando mai io sono stata afflitta dai calli? Mai. Ho sempre avuto dei piedi perfetti. Tant'è vero che l'altra sera il tuo amico Walter, e non dico il cognome perché non mi piace, ha detto: signora, ma lei lo sa proprio 2 piedini da bambola? Ecco qua. E adesso mi fanno così male che non posso neanche poggiarli a terra. Ma cosa da farsi? Ma io mi domando, Teresa, tu confondi i dolori reumatici con i cauli, con i dolori dei cauli. Figlia mia, tu hai reumatismo, sei artritica, siamo vecchi, invecchiamo. Ma che cosa pretendi? Tu vuoi fare l'eterna giovinetta? Vuoi fare? Ma per carità. Ma che vecchio, sei tu vecchio. Ma io non capisco proprio. Signora? Oh, buongiorno, Caro caro. Gervasio, Buongiorno. come va? Bene, caro, bene, grazie. Meno male, le mie preghiere hanno avuto... Grazie, caro. E tu come stai? Hai fatto colazione? Ah, sì, la cameriera me l'ha detto. Oh, Walter, sei stata a casa del cavaliere? Sì, ti parlerò. Signorina, il suo fidanzato come sta? Situazione stazionaria. Auguri. Io ho ritardato. E infatti noi questo ci stavamo domandando, io e mia moglie, come mai quel caro amico ritarda? Nel tram una signora si è sentita male. Un'ora per risolvere il problema, nessuno sapeva decidersi cosa fare. Ed è stata tanta la confusione che si è bloccata la circolazione e 2 auto si sono scontrate. Ma per fortuna senza danni alle persone. Come? Senza danni alla persona. Per fortuna, perché stava lui sul tram, per fortuna. Che questo benedico dove guarda cresce. Già, il tram che ha preso lei, non è vero? Già. Parla con me, Teresa, parla con me. Questi autisti non hanno la minima considerazione di noi poveri civili. È cosa nota, no? Ma quasi ogni giorno si legge sui giornali notizie di un fatto simile, per carità. Ma certo, tutti i giorni leggiamo sui giornali notizie simili.
Vabbè. Ci ho preso la posta. Ah, grazie caro, grazie. E il giornale l'ho comprato io, ho pensato che avrebbe fatto piacere. Molto gentile, ti ringrazio, grazie, molto gentile, veramente. Ho ritirato io la posta, perché la portineria era chiusa, il portiere non c'era. Già. Stamattina il portiere ha dovuto accompagnare il figlioletto all'ospedale perché si è rovesciata addosso una bottiglia di acido muriatico. Quel bel piccino. Già. Ma che imprudenza. Che imprudenza, non è vero? Io vado, Permesso, permetti papà. Chiedo permesso a Sì, vai. Prego. Qui. Che c'è? Oh mio Dio. Oh mamma mia. Teresa, senti qua. Piroscafo francese affondato nel mare di Liguria. Il piroscafo francese Pacific. Noleggiato dal governo italiano per il trasporto in Francia di merci e prodotti agricoli e affondato per cause imprecisate nel mare di Liguria. Aerei sono alla ricerca dei naufraghi. Sì. Gli aerei. Gli Gli aerei stanno ricercando i naufraghi. Certo, gli aerei cercano i naufraghi, è normale. Come beh, quello è affondato. E allora, cosa vuoi? Se ne affondano tanti, caro, uno Che ti più, importa a meno. me di quello degli altri? Questo era il mio. Il tuo. Sì, Ma perché tu avevi un piroscafo? affatto, era quello sul quale erano stati caricati 2500 quintali di frutti di bergamotto diretti a Marsiglia, destinati alla fabbrica di profumi De Florent e Martin, che doveva pagarmi alla consegna, doveva pagare. È una perdita di poco, cara mia, è una perdita di poco. Oh mamma mia. E adesso che Oh mio succede? Dio. E Ciaccaluca che accompagnava la merce, e quello sarà morto affogato sicuramente. Sicuramente sarà morto, ma figurati se gli aerei vedono a Ciaccaluca nel mar di Liguria, lì con una gamba più corta, un'altra più lunga, così, ma che starà facendo quello? Che starà facendo? Ma mi toccherà pagare i danni civili alla famiglia Ciaccaluca, mi toccherà pagare i danni civili alla famiglia Ciaccaluca. E va bene, Gervasio, va bene, calmati. E come faccio a calmarmi? Come Ma faccio? che cos'è questo giornale? Chi te lo ha portato? Me l'ha portato Walter. Lui! Lo sapevo, non poteva essere che C'era lui! già scritto stamattina. Senti, Gervasio, Era guarda scritto come già, te lo Teresa, dico. no? Quell'uomo non mi piace. Era già scritto. E da quando ha messo piede in questa casa che ne stanno succedendo di tutti i colori. E poi non fa altro che parlare di sciagure, disgrazie. Le cose più funeste succedono solo a lui. Io mi domando, ma che mentalità, ma santi Dio, ma secondo te un uomo non può essere bersagliato dai colpi della sfortuna, non può subire dei rovesci, e intanto sto a perdere tempo con te e non pensa al guai che mi è capitato, la merce versa, Ciaccaluca affogato. Vedrai quanti altri ancora te ne dovranno capitare, caro mio. Teresa, per piacere, lasciami tranquillo, non è il momento, abbi pazienza, lasciami tranquillo. E va bene, me ne vado, ti lascio tranquilla, me ne vado. Commendatore, il signor Donati. Vai passare, vai. Donati, venite. Una brutta notizia. La conosco, maledizione. Merce persa, denaro perso. Piroscafo. Affondato, maledizione, affondato. E Ciaccaluca, si sa niente di Ciaccaluca. Speriamo si sia salvato. Io immagino quando la famiglia prenderà la notizia. Io dovrò pagare i danni civili alla famiglia Ciaccaluca. Quella è una famiglia genovese, figuriamoci. Quello Ciaccaluca è alto 1,5 metri. Me lo faranno pagare per 3 metri, ma perlomeno me lo faranno pagare. Oh mamma mia. E ora un'altra notizia, diciamo lieta. Moretti, il vecchio Moretti. È morto. È morto, è in via di guarigione. Come? Tanto che si è sentito di abbandonare la clinica e tornare a casa sua in Corso Garibaldi. Me lo ha detto poco fa il nostro avvocato. Tanto che lui a questo punto sarebbe propenso per un accordo fra le parti per 10 milioni. Ma un momento, ma non scherziamo, ma che cosa? Ma Moretti, il vecchio Moretti, ma non era stato colto da broncopolmonite, da trombosi cerebrale? Allora che trombosi è questa? Non è una trombosi, è una trombetta. Che ha avuto questo? Che gli hanno fatto a questo? Penicillina, tutta colpa della penicillina. Maledizione alla penicillina, ma guardate, vanno a inventare la penicillina, ma io accordi non ne faccio, per carità, a costo di ridurmi alle elemosine voglio arrivare fino in fondo, ma come? Quello doveva morire! E non è morto, e se si salverà gli dovremo pagare i 20 milioni che vuole il suo avvocato. Sì, come no, staremo a vedere, staremo a vedere, ma come dico io? Quello ha 84 anni sopra un attacco di polmonite e trova la forza per trasferirsi dalla clinica a casa sua in Corso Garibaldi. Come si è trasferito? In bicicletta si è trasferito. E che bella resistenza. Ma c'è la nefrite però, la nefrite c'è. Quella fortunatamente la c'è nefrite ancora. E lì morirà, in Corso Garibaldi morirà.
Buongiorno. Caro Gervasio, se occorre niente. No, niente, caro, grazie. Ma cos'hai? Ti vedo di umore cambiato. No, È sempre così allegro. niente, caro, non preoccuparti, non preoccuparti. Purtroppo una brutta notizia, anzi 2 brutte notizie. Tieni, leggi, tieni. È in cronaca qua, dai, leggi. Donati, voi servite la messa, ma qua qualche cosa dobbiamo fare? Che possiamo fare? Commendatore, stavo pensando di inviare un'ulteriore carica alla ditta dei Floreni, ma questa volta tramite ferrovia. Ma ci vorrebbe un treno con 50 vagoni, per carità. Mi dispiace. Sapessi a me quando mi dispiace. Vabbè, lasciamo perdere, va. Lasciamo crepare il diavolo che in questo affare ci ha messo la coda, parliamo d'altro. Oh, Walter, sei stato a casa del Cavaliere? Sì, ci sono stato. L'ho mandato a casa del Cavaliere Pecori, quel mio carissimo amico, con una lettera di raccomandazione per vedere se poteva assumere nel suo stabilimento di ricerche farmacologiche, dato che Walter conosce la chimica. Ci sono stato questa mattina, sì, Bene. sì, ma mi hanno detto di passare. Perfetto. Perché mentre... Rispondete voi, può essere qualche notizia, rispondete. Può essere qualche notizia. Pronto? È il segretario del Cavaliere. Bene, lupus in favola. Sì, dica a me, sono il suo segretario amministrativo. Sì? Oh. Va bene. Riferirò. Che voleva? Il Cavaliere Pecori si scusa per non aver potuto aspettare il nostro raccomandato, ma proprio mentre egli si recava da lui è dovuto correre in fabbrica perché lo scoppio di una caldaia ha provocato il ferimento di 5 operai e un morto. Comunque terrà conto del signor Walter. Impianti vecchi, macchinario variato. Di questo si tratta, i impianti vecchi, macchinari avariati, macchinari tante guerre. Io mi domando questi che cosa aspettano a rinnovarsi, comunque 5 È un morto. ma cose da pazzi. Comunque Donati, ad ogni modo il signor Walter, il mio carissimo amico, deve essere assolutamente sistemato, interessatevi. Va bene, commendatore. Bene. Va bene, io adesso scappo in ufficio perché ho un mare di pratica. Benissimo, allora prendete la mia macchina così farete prima. Vai. Grazie. Walter, approfitta, Donati ti darà un passaggio, vai. Donati, lascerete Walter in corso per Viscito e sulla stessa strada. Come volete, commendatore. Gervasio, mi serve subito la macchina. Devo andare al comitato, c'è una conferenza, ci sta anche il cardinale e mi accompagna anche Rosina. Mi serve urgentemente la Sì, macchina. va bene Teresa, per il momento metti da parte il comitato, metti da parte le orfanelle abbandonate, tanto sono abbandonate, lascialo abbandonate ancora 24 ore e poi domani si vedrà, perché la macchina serve a Donati che ha urgenza di recarsi allo stabilimento e dà un passaggio a Walter, il mio caro amico. Tu prendi la 1100. Come la prendo la 1100? È riparazione dall'altro ieri. Già, è riparazione. Se la signora volesse accompagnare il signor Walter, io in ufficio posso andare. Un momento. Anche io rimango qui, tranquillo. Un momento. Non si preoccupi. Un momento. La signora sarà così cortese di attendere il ritorno della macchina, voi nel frattempo andate. Come volete, come Dai, Walter, approfitta, prendi il passaggio. Commendatore, che c'è? Lei ricorda bene il telefono di casa mia? Sì, perché? No, perché se avesse bisogno di me e io non fossi in ufficio, mi telefoni sempre, ma mi telefoni per qualsiasi ragione, a me o a mia moglie. Va bene. Andate, Donati, andate, ma sono cose da pazzi. Quello pare che sta andando al patibolo. Certo, guarda che se la macchina ritarda io avrò seri problemi con il comitato. Se addirittura non sarò costretta a dimettermi. A dimetterti esagerata, su. Ma sì, papà, ma sì. Alla conferenza sarà presente il cardinale e la mamma in occasione delle mie nozze vorrebbe invitarlo. Va bene, vedrai che la macchina arriverà in tempo, non preoccuparti.
se arriverà. Già. Povero Donati, non lo invidio proprio. Basta, Teresa, basta. Basta con queste chiacchiere da mercato. Ah, avete fatto comunella tutti e due? Io non vi permetto di parlare così di quel caro amico, di quel carissimo amico che solo a nominarlo... È naturale, tu piazzi i tappeti dappertutto, toglili questi tappeti, non li voglio questo ricettacolo di vino. Io non vi permetto di parlare così di quel caro amico, quel carissimo amico che solo a nominarlo... che solo a nominarlo mi dispezza il cuore. Solo a nominarlo mi si spezza il cuore, ma non vi desta pena, pietà, ma non vi fa pietà un povero uomo che a 59 anni è costretto a vivere sulla pietà degli altri. Ah, ma se voi avete un cervello da gallina, io no, e adesso basta perché non ne voglio parlare più. E va bene, vuol dire che ti lascio tranquillo su tale argomento, ma sappi che ognuno ha le proprie idee. Ognuno ha le sue idee e ognuno si tenga le proprie. E intanto la macchina ritarda. Vabbè, ma del resto siamo in anticipo, mamma. Lo so, ma io volevo passare dalla SAT per le misure del tuo Dalla vestito. SAT, per il vestito. Vabbè, ci passerei dopo dalla Ma sala. no, ma dobbiamo andare. No, noi andiamo adesso, ma dovrei passare. Vi accompagno al cancello, aspetta, vi accompagno. Teresa, senti, aspettate, Teresa. Chiama il commendatore, come sta? Era qui un momento fa, adesso va. Come sta? Beh, Ma senti una cosa, ma quell'amico del commendatore, il signor Va, è in casa? no, è uscito, ma perché? Vedi, ogni volta che lo incontro, ma che affronta le mal di denti! La terza volta che mi capita! Ma allora anche voi credete che il signor Walter... Sì, è un oiettatore! E questo chi me l'ha fatto? Lui! E adesso io che cosa devo fare? Come mi devo regolare, signor Spirito? Evitalo mia cara, il più possibile! E se proprio non vuoi, fai le corna! A mio marito! No! Con le dita della mano, così! Quello Giovanni sta pure all'ospedale, poverino! già. Le chiamo il commendatore? Sì. Ah, ecco, commendatore, c'è il signor Spirito! Domani togliamoli questi tappeti, non li voglio. Li togliamo? Va bene. Togliamo. Che cosa c'è, Spirito? Oh mamma mia, ma voi ne passate uno ogni 5 minuti. Che è stato? Qualche civetta? Che è stato? Che ne so. E fatevi benedire, caro amico, fatevi benedire. Lo so io chi si deve far benedire. Comunque sono venuto qui perché credo di aver trovato la persona che può sostituire il dottor Salviati. Bene. È un bravo giovane, un valente chimico, conosce 3 lingue, inglese, francese, spagnolo e scapolo, e sarebbe disposto a lasciare il suo attuale lavoro sia per la stima che ha in lei e sia per la vecchia amicizia che ci lega da tanti anni. E va bene, fatelo venire in ufficio domani, in ufficio assunzioni, vediamo. No, domani è impegnato tutta la giornata, non può venire più tardi, stasera. Stasera, caro mio, sì. Vabbè, fatelo venire stasera, fatelo venire più tardi, vediamo un po'. Mi sento meglio. È passato tutto. Quelle sono fissazioni, caro mio, sono fissazioni. Che bello. Comunque, le dicevo, è un bravo giovane, scapolo, conosce 3 lingue, valente chimico, ha solo un piccolo difetto fisico, ma gli giova. È zoppo? Oh. No, perché già c'ho ciacca lunga. No. Perché se ormai dove è andato a finire? No, È ciecato, è sordo? no, si sente benissimo, È ciecato, no? No, c'ha 2 occhi grandi così. Come si dice? Una lieve ondulazione sulla spalla destra. Come? Ha una lieve ondulazione sulla spalla destra. Sì, ha una lieve ondulazione sulla spalla destra. Ma che c'ha lo strascico? Che c'ha? No. Che c'ha il tight? Voglio sapere che c'ha. È corpo allora? Ma no, non si direbbe perché quando uno lo guarda di profilo. Di profilo, come? Sì, uno se lo vede così. Senti, io voglio sapere, Spirito, non facciamo i ragazzi. Io voglio sapere, è gobbo o no? Sì o no? So. Lì.
Sì, perché se uno lo vede di profilo... Quello così, non cambia cioè, più. Voi siete un disgraziato, voi siete un infelice, curatevi, fatevi curare. Adesso capisco tutto il vostro interessamento, caro spirito. Sentite, mi verrebbe voglia di mandare al diavolo voi il vostro conto. Sì, signore, voi il vostro conto. Ma spirito, ma rendetevi conto della vostra imbecillità. Ma secondo voi, assumendo il gobbo, non avremo più disgrazie, sciagure o temere qualche cosa Ma non dico questo, commendatore, però se uno... Non sapete che dire, perché non avete il coraggio delle vostre azioni. Siete pavidi, corti di mentalità, corti di vedute, il vostro angolo visuale è limitatissimo. Voi non avete il coraggio di superare certe manie e di affrontare la vita con i soli mezzi delle vostre capacità fisiche e intellettive, senza dover ricorrere all'aiuto di cose immaginarie. Sentite dire che questo porta male, porta iella, è un iettatore, e allora addio, è finita, lo si distrugge. Tutti lo evitano, tutti lo temono, tutti lo fuggono, gli fanno piovere addosso un diluvio di maldicenze. Invece di aiutarlo, di soccorrerlo, di prestare aiuto alle sue disgrazie, no, lo si riduce a un cencio umano. Ah, credetemi, bisognerebbe punire con la gogna sulla pubblica via chi, come voi, con affermazioni spietate e assurde, distrugge la vita di un onesto uomo. Ecco. Grazie, Gervasio. E di che? Sai che io sento sempre il bisogno di ringraziarti. Allora, commendatore, con quel tale che cosa devo fare? Con quel tale fatelo venire qui stasera perché voglio parlargli io. Va bene. Sono stato in azienda, Sì. mi hanno detto di ripassare. Sono stati molto gentili, io ho parlato con il vice direttore. Walter, stai tranquillo, stai sereno, vedrai che noi riusciremo. Pecori è un mio carissimo amico e senz'altro. Intanto vado a lavorare. Sai, ho incontrato un mio vecchio amico, un valente giornalista torinese. Mi ha affidato un lavoretto, un compito. Cos'è? Un articolo? Qualche articolo? È un saggio. Ah, un saggio. Un saggio di carattere scientifico. Ah, interessante. È uno studio. Uno studio. Uno studio sulle città morte. Uno studio sulle città Morte, sì. Interessante. Vado in camera a prendere l'occorrenza. Sì, è in attesa della colazione. Poi, sì, bene. Io ti aspetto qua, vai. Mentre tu vai a prendere i morti, gli appunti per i morti, le città dei morti. Sono arrabbiatissima e non si fa così. No, Che è successo? la macchina Che ecco sta? qui. Che è stato? Che abbiamo fatto tardi e la mamma non ha potuto tenere la conferenza a cui, lo sai, teneva tanto. Un lavoro di 2 notti. Meglio così, l'ho letto, quel discorso era una stupidata, pieno di fesserie, lascia perdere. Ma più di tutto, conta il fatto che Sua Eminenza, il cardinale, non ha potuto riceverla. Non ha voluto e ha avuto ragione, perché in mia assenza si è presentata lì quella gallina della contessa D'Ambrosio e così ha tenuto lei il discorso che dovevo fare io, dicendo 4 cretinate e mettendomi in cattiva luce con tutto il comitato e anche con il cardinale. Ed era quello che voleva. E c'è riuscita. E come se non c'è riuscita? Sono così arrabbiata che non puoi neanche immaginare. Vado in giardino. Sì, caro, vai. Scusa, sai che ore sono? No, ho lasciato Non fa l'orologio. niente, non fa niente. Che ore sono? Scusa, tu hai l'orologio? Che ore sono? Mamma? Sì. Mamma, l'orologio ad ore brillanti. Ma sì, lo devi qua. E l'ho visto io. Era qui. Cioè, E perché non si è messo? Ma devi stare qui davanti, come si fa? Ehi, ma che state cercando? Che stai facendo? Che stai cercando? Non gridare. Cosa che ha perso l'orologio? Ma figurati, quello perde un sacco di roba, l'avrà rimasto in camera sicuramente. Ma io lo avevo io. Sento di valore. Ci vorrà mezzo milione per ritrovarlo. Vai. Allora sai cosa ti dico? Sherlock Holmes, che non si porta addosso un oggetto di valore quando ci si reca in un posto tanto affollato. Sembra ammesso che l'abbia perso e non l'avrà rimasto in camera, che quella camera è un campo di battaglia, una calza sul comò, un altro sul comodino. Vai Sherlock, vai, cerca sotto al letto, vai Sherlock, vai. Che lo avevo io, Lo avevo. Senti Gervasio, sai che cosa ti dico? Chiamami pure pazza, chiamami pure visionaria, ma anche Rosina è d'accordo con me. Tutti, il portiere, il vinaio, il salumiere, tutto il vicinato, tutti. T'ho capito, sai Teresa, t'ho capito. Walter, è vero, Walter sotterra, la sciagura dell'umanità, la peste bubonica, il tifo, il colera.
la bomba atomica a cui tutti guardano con terrore. Affinché la terra inaridisca bisogna dire Walter Sortega. Queste sono mentalità idiote, idee idiote, puerili della nostra. Macchina, inseguite dalla polizia, Non andate sul terrazzo, non andate sul terrazzo, vieni qua. Teresa! Vai a prendere i salvi! Teresa! Portiamola via! Teresa! Prego, signor spirito, guai grossi, non so nemmeno se potrà ricevermi. Vieni avanti, felice! Vedrai il commentatore sarà felicissimo. E pensa, se potessi essere assunto, saremmo tutti i giorni nella stessa stanza, lavoreremo sempre sulla stessa scrivania. Ah, ecco, vai che ti presento io, vai. No, non rinviene, sarà il caso che tagliare il medico, forse. Commentatore, sono qui con quel tale che ne ho tanto raccomandato. Spirito, non è il momento adesso, abbiamo pazienza, Spirito. Non... Felice, sorridente, dottore in chimica e suoi ottimi, signore. Felice, sorridente, dottore in chimica e suoi ottimi, signore. Hanno lasciato la radio aperta. Felice, sorridente, dottore in chimica e suoi ordini, signore. Felice, sorridente, dottore in chimica e suoi ordini, signore. Sorridente. Sì. Savastani. Lieto di stringerle la mano, signore. Ma guarda un po' che bello. Felice. Sì. Sorridente. Sì, sorridente. Che strano il mio nome coniame, non è vero? No, è un delizioso connubio tra Letizia e Felicità. Felicità e Letizia. Letizia e felicità. Gervasio! Eccomi qua, Gervasio. Teresa. Sto bene. E il medico? Oh, il medico non serve più. Buongiorno. Buongiorno. Presente il signor Felice Sorridente. mia moglie. Oh, piacere. Lieto di stringerle la mano e felice di fare la sua conoscenza. Felice di fatto e di nome. Piacere. Un nome. Vi siete sentita male, signora? Oh, sì, sono stata molto male. Che è molto male, non esagera, molto male. Si è trattato di un lieve capogiro, altrimenti che sarebbe stato un miracolo, dai. Ad ogni modo, lieto di vederla in buona salute al momento del mio arrivo qui, signora. E voglio sperare che suo marito apprezzerà le mie modeste Promenade. signora. Oh, io sono Sciaceva da. Benissimo. O con tre. Promenade. Certamente il commentatore sa quello che fa. Il commentatore sa quello che fa. La vogliamo finire, piantiamola, Spirito, piantiamola. Non facciamo i buffoni, ma che stiamo ballando la quadriglia qua? Ma sì, state proprio ballando, state assumendo un atteggiamento da marionette, non vi rendete conto? Su, va bene, io studierò la vostra situazione, mi informerò della vostra attività e vedremo se sarà il caso, vedremo, non basta, caro, nella vita, parlando seriamente, non basta avere un bel nome, un promettente cognome, bello, allucinante, abbagliante, ma queste sono superficialità. Nella vita contano i fatti contano. Mamma, ho trovato l'orologio! Era nella scatola d'argento! Come sono contenta, sono felicissima. Gervasio, hai visto? Hai ritrovato l'orologio. Grazie a lui. Ha ritrovato l'orologio, sentite, voi che vi interessate. Io sentivo. Ha trovato un oggetto che credeva di avere smarrito, ma che invece aveva dimenticato nella sua scatola portaggio. Ecco tutto, insomma. Ad ogni modo, la perdita di un oggetto, anche se non insani, è un fatto che reca sempre dolore. Per questo sono contento che al momento del mio arrivo qui le lo abbia ritrovato, signorina. Grazie, la ringrazio. Guarda che bello, come sono felice.
scusa a tutti. Scusa a tutti, signore, buongiorno. Commendatore, la società di navigazione ha inviato un telegramma. Tutto l'equipaggio è stato tratto in salvo e fra gli scampati ci sta Sciaccaluga, Edoardo Sciaccaluga. E l'ho voluto far sapere subito. Finalmente una buona notizia. Sciaccaluga è stato ritrovato. Vabbè, meno male. Commendatore, vorrei togliere il fastidio se possibile. Va bene, venite domani in ufficio, vi farò avere una risposta definitiva entro domani. Ma Gervasio, perché in ufficio? Fallo venire qui per parlare, fallo venire qui a casa nostra, dai, ti prego. Teresa, io ho un ufficio, è là che normalmente faccio i miei affari, lascia perdere. Allora domani come d'accordo, commendatore, domani. conto sulla mia buona fortuna, signore. Andiamo felici, andiamo Ma guardate quel disgraziato. Chi è quel signore, commendatore? Ma è un tale che mi ha proposto spirito per occupare il posto di Salviati. Un bel gobbo? Porta bene? Quale gobbo? Dove l'avete visto questo gobbo? C'è appena una lieve indolazione fra la spalla destra e la spalla sinistra. Ma Gervasio, Quale gobbo? ma cosa dici? Ma ci manca poco per essere un gobbo reale. E poi, non hai visto che appena ha messo piede in casa nostra tutto si è risolto? Guardate, a me viene da ridere. Tutto si è risolto, dici tu, eh? Sì. Tu ti sei sentita meglio. Rosina ha ritrovato l'orologio. Sciaccaluga è stato ripescato miracolosamente nel mar di Liguria e io per questo dovevo assumere il signor Felice, come si chiama? Aratello, Va presidente. bene, ma non solo per questo, avrei visto tu stesso che è un bravo giovane, preparato, serio, competente. Va bene, senti. Allora io voglio darti ragione, voglio seguire il tuo consiglio, ti voglio dimostrare con i fatti e non a parole, perché le tue sono idee meschine, puerili, non degne di una donna come te, di una donna intelligente come te, te lo voglio dimostrare con i fatti, guarda. Donati, ascoltatemi bene. Ecco, bravo. Sì. Bravo Gervasio, dai tutte le disposizioni a Donati. E intanto io vado a prendermi un po' di sole che mi farà tanto bene. Ah, bella idea, vengo anch'io allora. Va bene. Ho lavorato molto, ma ho finito. Bene. Rosina, mi vai a prendere il parasole? Sì, farà bene, sì, perché fuori c'è un sole caldo, caldissimo, veramente bene. Va bene, grazie. Ma come? Adesso c'era il sole in questo preciso istante. E va bene. È sparito così, all'improvviso, come per incanto. E va bene, vuol dire che rimaniamo in casa ad aspettare la pioggia che verrà. Vedrai come verrà. Ma guardate questo come se la E che me ne faccio? Ma siamo alla fine dell'estate, il cielo è nuvoloso, nuvole che vanno, nuvole che vengono. Gervasio, deciditi ad ascoltare almeno il mio ultimo consiglio. Io lo voglio ascoltare, il tuo ultimo consiglio, però voglio ascoltare prima la mia coscienza di uomo, quello voglio ascoltare. Donate, ascoltatemi bene. Il posto del dottor Salviati sarà occupato alle stesse condizioni contrattuali dal signor Walter Sotterra. Il signor Walter? Sì, e da domani. Come volete, commendatore. Ma io... Tu lo occuperai tu. Grazie. Sei contento? Sì, ma... No, tu non ti devi preoccupare, io ti salverò, Io ti salverò. Guarda, ti giuro che se non si fosse coperto il tempo me ne sarei andato a mangiare fuori, in campagna. Dai, bella idea. Che dici? Vogliamo andarci lo stesso, prendiamo la macchina, facciamo una gitarella. Ma non è prudente, vedi, il cielo si è chiuso del tutto. Sì, non è prudente. La nostra età. Abbiamo un'età, possiamo prendere un colpo d'aria, un raffreddore. Il raffreddore si gira a bronchite, la bronchite a polmonite, ecco, vedi Walter. Secondo me questo è il tuo errore principale. Tu tendi sempre al pessimismo e ciò è un male, alla lunga può dare fastidio. Capisco che a te saggiamente piace prevedere: non fate questo, può succedere questo, non fate quest'altro, può succedere quest'altro. Tu in buona fede prevedi, ma un altro in malafede conclude. E la gente, per la maggior parte, è in malafede. Senti, limitati a pensare il peggio, ma non dire, che ti porta, limitati a pensare, non dire, hai capito? Così vedrai che va meglio. Cerchi lei, non so. Commendatore, chiedo scusa per il fastidio, è ritornato ma questo credo di pezzente aver dimenticato un'altra qui volta. la mia cartella. Ah,
eccola qui. Le chiedo nuovamente scusa per il fastidio arrecato, commendatore. Buongiorno. Presento il signor Walter Sotterra e il signor Felice... Sorridente, sorridente, sì. È tornato il sole. È ritornato il sole. Si capisce, siamo alla fine dell'estate. Commendatore, se permette. Un attimo solo. Voi siete sempre in compagnia del signor Spirito? Esieggio. Esieggio. Sì, Giù. Sì, è giù. Allora dovreste farmi la cortesia. Dite. Sì. Dovreste farmi la cortesia. Dite. No, giovanotto, voi dovete farmi la cortesia. Primo vi dovete far parlare e secondo non dovete parlare perché pure a me mi fate venire il ballo di San Vito. State un pochino fermo, come siete pieno di energie. Dunque dovreste farmi la cortesia di consegnare al signor Spirito dei documenti che adesso vado di là a prendere. Attenda. 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 Permetta. Prego. Venga subito. Oh, sei romantica, amica delle nuvole. Oh, sei romantica, amica delle nuvole. Presidente, dove siete? Commentatore. Dove siete? Commentatore. Commentatore. Dove siete? Commentatore. Dove siete? Dietro di voi. Fermatevi. Sì. Ecco qua, mi farete la cortesia di dare questi documenti al signor Spirito che me li passi in ufficio. Allora domani come d'accordo, commentatore. Signore. Pardon. Chiedo nuovamente scusa per il fastidio, commentatore. A domani. A domani. A domani. Per carità, ma i fiori vanno innaffiati tutte le mattine, specialmente i cerani, si sa. No, perché non li innaffi? Se li innaffiassi i fiori non appasserebbero. Qua delle due l'una, cara mia. O qualcuno si diverte a toccarli o lui li cura poco. E io lo caccio, le caccerò. Io ladri in casa non ne voglio avere. Ma ti pare? Quel giardino poteva essere paragonato a una serra, tanto era la varietà dei fiori. Guarda, a poco sta diventando un deserto. Perché? Non ho fatto questo, non ho fatto quello, non ho fatto niente. Vabbè. Commendatore, di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Commendatore, i fiori sono delicati e sensitivi. Secondo me subiscono un flusco e riflusco, diciamo, sfavorevole, no? Ma stai zitta, ma non sai neanche parlare, flusco, riflusco. Non sai mettere assieme due parole, altro che flusco e riflusco. La verità sai qual è, cara mia? Che in questa casa non si fa quello che dico e quello che voglio. Ecco tu, che ore sono? Le 8. Preparami il bagno e fammi tenere la macchina pronta. Sì, il bagno è pronto. Volevo sapere, la signorina Resina deve venire qua, Io già gliel'ho detto. Deve venire qua. E perché? Perché? Ma che cosa sta succedendo in questa casa, Ma tu che vuoi? commendatore? Non fare illazioni. Ma lo Perché so, deve avere? commendatore. Perché? Me l'avete detto prima, poi vi siete arrabbiato, i fiori li curo, non li curo, Vabbè, sì, basta, non facciamo... Stai un po' zitta, tu perdi sempre una buona occasione per tacere. Va bene, falla venire qua e prega mia moglie di venire anche lei. Va bene, vado. Il signor Walter. Il signor Walter, quello si stava bene. Stai ballando la tarantella, ti stai mettendo a ballare quello. Senti, mi fai una cortesia, te ne vai per piacere. Ma guardate, ma si mette a ballare, si mette, guardate. Guardate la pazza. Che c'è, papà? Tu non mi dici neanche buongiorno? Ma sì, papà, ci siamo salutati prima. Già. Siedi. Siedi anche tu, Teresa, per cortesia. Oh, eccoci qua. Ecco di qui, in presenza... Dei tuoi genitori.
dei tuoi genitori. Coloro che Ti hanno messa al mondo. Come? Che ti hanno messa al mondo. Lasciami parlare. Coloro che ti hanno Una dato vita. una vita, sì signore. Se questa vita saprai apprezzarla e disprezzarla, a questo e a fortuna. Noi non possiamo far altro che correrti in aiuto nel momento in cui la tua dignità è in grave pericolo. Ma insomma, Rosina, basta. Ma cosa ti è saltato in mente? Mamma mi ha parlato. Ma cosa ti salta in mente adesso di innamorarti di Antonio? E perché? Che è brutto. Che ne so, se è brutto, se è bello, questo qua, che ne so, perché non lo so. Io so soltanto che tu sei impegnata con Faustino. Ah, Faustino, e aspetta cavallo. Deve stare ancora in ospedale 30 giorni. E poi, anche quando si sarà riposato, non sarà in grado di affrontare i disagi del matrimonio. Come? Il ricevimento, il viaggio di nozze. Vorrà riposarsi ancora 15 giorni, poi 30, 50 e poi. E poi, tu sei pazza, ecco quello che sei. Oh, senti papà, a me Faustino non è mai piaciuto, con quel difetto di pronuncia che non sono mai riuscita a correggergli, mai. In 6 mesi, dico io, 6 mesi, non sono riuscita a fargli dire 3 tozzi di pan secco che in 3 strette tasche stanno. E che ci vuole? E i 33 trentini che andarono a Trento tutti e 33 trottando, neanche questo sa dire. Che cosa? I 33 trentini che andarono a Trento tutti e 33 trottando, è pure semplicissimo. Ma io mi domando, ma perché lo tortura e lo tormenti a quel poveretto? Quello Dio lo sa, come riesce a mettere a stento assieme una mezza parola, questo se ne viene con i 33 trentini. Sendrini Trentini. che andare, dove andare? A Trento, trottando, tutti e 33. Tutti e 33. Trottando. Ecco, può essere facile per noi, ma non per quello, cara mia. È chiaro, no? Ma è normale, per uno di noi è facile, ma per quello che ci avrà un pezzettino di lingua bisogna avere pazienza, Rosina, bisogna avere pazienza. Ma ne ho avuto, papà, ne ho avuto, ma è inguaribile. Vabbè, ma adesso il difetto è lieve. Dopo che la famiglia, un'ottima famiglia tra l'altro, come no, lo sai, come no, Gennaro, come no. si è prodigato con tante cure, maestri di dizione, scuole per balbuzienti, cure elettriche addirittura. Adesso. Come no? E poi il medico, senti, lo vuoi sapere? Botolo me l'ha detto. Ha detto, commendatore, quello il ragazzo col matrimonio guarisce, perché, cioè, ma come dico io? Sì, guarisce, perché quello il ragazzo è innamorato, è invaghito, pieno di entusiasmo, si sposa, si libera, hai capito? Si libera da questo complesso di timidezza che c'è e guarisce. Vedrai che col matrimonio guarisce, te lo dice papà. E se non guarisce? Se non guarisce, pazienza, lo sposerà lo stesso, perché quando una parola è stata data non la si può più ritirare. No, papà, no. Non si comanda al cuore, ecco. Io non amo Faustino. Io amo Antonio. E lui ama me. E sarebbe pronto a uccidersi se sapesse che io sposo Faustino, sai? L'ho detto e lo farà. Ma lo volete capire che noi ci amiamo alla follia. Perché improvvisamente è nato questo grande amore alla Romeo e Giulietta, alla Paola e Francesca. Ma no, papà. Ci siamo sempre amati. Senza saperlo ci amavamo. Ci siamo compresi. Oh, ma perché non posso sposare l'uomo dei miei sogni? Perché dovrà rimanere un sogno, ecco. Oh, mamma, lo vedi come fa? Non è possibile. E sai che ti dico? Non uscirai più, non uscirai più. Ma come? Io dopo devo uscire? Ho un appuntamento con le mie amiche. Io me ne infischio delle tue amichette, ma che me ne importa, per carità? Stiamo attento a quello che fai, hai capito, papà? Stiamo attento a quello che fai. Guarda che noi siamo disposti a tutto. Sì, e la vedremo per vedremo, hai capito? E non pensate, piedi a terra. Ma guardate, guarda. Ma sono cose da pazzi. Guarda. Fa la nervosetta quella cocchetta, fa la nervosetta povera cocca. Tienila d'occhio tu, quando vado in ufficio, tienila d'occhio. Sì. Si è persa la pace in questa casa, si è persa la pace. Può darsi, ma non c'è nessuna ragione per perdere anche l'onore. Oh caro, buongiorno, ben levato. Non ti nascondo che ho un po' di timore ora nell'affrontare il primo giorno di ufficio. Va dopo bene, tanto tempo. Va bene, non preoccupare. Ma tu saprai perdonarmi, no? Se commetterò qualche disattenzione dovuta esclusivamente alla mancanza di pratica, di esercizi. No, ma certamente, ma figurati se mi metto a fare il pignolo poi proprio con te, ma poi stai tranquillo perché il tuo collega d'ufficio, quello lì è un uomo con molta esperienza, con molta pratica. Mi aiuterà? Certo. E tu avrai in me un impiegato modello. Ma di questo ne sono sicuro. Buongiorno signorina. Buongiorno. Che vuoi? Niente, devo telefonare alla mia amica per dirle che non posso recarmi all'appuntamento, perché tu me l'hai proibito. E va bene, telefono, fai presto, forza.
non fare tutte queste smancerine. Dai. Pronto? Pronto, Bice? Bice, sei Bice, no? Senti, ma riconosci la mia voce? Ah, bene. No, non vuole. Già, una scenata. No, ad ogni modo sono decisa. Decisa a non uscire. Sì, come avevi detto tu. Sarà il solo modo. Allora possiamo prendere. Bene, ciao. Ciao, Bice, ciao. Scusa tanto, sai, quella è mezza scema. Eccoci carini però. Una carina scema. Ora, prima di andare via, voglio farti un dono. Sai, mi hanno pagato quel lavoretto che feci per quel mio conoscente. Ah, l'articolo. 30.000. Oh, ma ti sembra il caso di spendere dei soldi, insomma. Grazie. È un oggetto da scrittore. Ah, vero. Ma perché ti sei disturbato? È carino, molto carino. E io voglio che batta tutte le ore della tua felicità. Ti ringrazio. Della nostra felicità. Ma non ti dovevi disturbare, però. Però è carino, lo sai. E io l'accetto di cuore, guarda. L'accetto molto volentieri. È un tuo regalo e io l'accetto veramente volentieri. Anzi, guarda, sai cosa facciamo? Lo mettiamo qua, guarda. Qui sopra, ma proprio magnificamente. Ecco qua. Bene. È proprio il suo posto questo qui, Benissimo. Ma non dovevi però, non dovevi. Allora io vado. Sì, caro, ci vediamo in ufficio. Auguri, caro, auguri. No, scusa Gervasio, devo prendere il tram. Sì. Mi hai detto, devo prendere la circolare nera, mi pare. Rossa. Tu mi avevi detto nera. No, io ti avevo detto la rossa, la nera non passa proprio di qua. Di qua passa la rossa. Vedi quando passa come sferraglia, badababam, allegra, piena di gente. Poi quando ci sono le festività nazionali mettono le bandierine. Insomma, una bella circolare. Rossa, ricorda, rossa. Ciao, caro, ciao. Tina. Sì, commendatore. Il bagno è pronto? Sì. Bene, benissimo, allora andiamo. Oh, senti, ricordati di chiamare l'idraulico perché c'è un rubinetto che perde. Quindi... Gervasio! Tina! Signore, che c'è? Il signore dove sta? Sta facendo il bagno. Va bene, vai! Gervasio, vieni! Vai pure tu, vai! Teresa! Gervasio, vieni! Mi sto preparando, devo andare in ufficio, che c'è? Oh, Gervasio, leggi! E che cos'è? L'ho trovata nella stanza di Che Rosina. cos'è? Che cosa? Leggi, Rosina è scappata. Rosina è scappata? Sì. Ma che come è scappata? Sì, è scappata. Che si fa adesso? Gervasio, che si fa? Che si fa, Gervasio? Gervasio, che si fa? Che facciamo, Gervasio? Che si fa, Gervasio? Che si fa? Che ne so che si fa? Che è scappata altre volte questa? Che ne so che si fa? Accidenti, maledizione, ma no. Vedi, va bene. No, aspetta, non mettermi in agitazione. Ma cosa dobbiamo fare? Abbiamo sotto casa Tampone, fammi questura! telefonare in ufficio, avviso Donati che non posso andare, aspetta. Ma come telefoni in ufficio? Beh, È certo, più importante l'ufficio, oh, mamma mia! Dai, Che vergogna, che scandalo! Dai. Che scandalo! Come si fa? È occupato, maledizione, è occupato, maledizione. Maledizione sì! Il giorno che quel curvo, quella scenda, ha messo piede in casa nostra, che era un'oasi di felicità, era un'oasi di felicità. Pronto? Friggitoria. Che c'entra la friggitoria? Maledizione, sbattere tutta. Un'altra disgrazia, sono sicura. Senti, ma chi aspetti a cacciarlo via? Teresa, La per piacere. distruzione della nostra casa? Pazzo che sei! E posa quel telefono, non pensare all'ufficio, pensa a nostra figlia, che in questo momento può perdere la sua reputazione per sempre. Pronto? Finalmente, diamine. Sono 3 ore che sto cercando di telefonare. Ho urgenza di parlare con il signor Donati. Commendatore, dove sei? Donati, benedetto uomo, mi avete fatto prendere uno spavento. Io già lo so come sono. Che c'è? Dimmi, che c'è? Lo stabilimento è piatto dorato.
Come il pianto Un furto ingentissimo nel reparto casse e amministrazione. Come? Hanno portato via soldi, denaro e 2000 marche assicurative. Nel locale nessuna traccia. Si pensa che il ladro fosse a perfetta conoscenza dell'ubicazione del locale. Sicuramente uno dei nostri. E ora? E ora la polizia sta indagando per il momento, poi si vedrà intanto. Intanto io devo andare in ufficio, devo accertarmi che cosa è successo, non Ma posso... come andare in ufficio? Sì, Ma certo. come Gervasio andare in ufficio? Beh, certo. Rosina? E Rosina non ti rendi conto? Maledizione. Rosina, maledizione. Teresa, sii gentile, pensaci tu, magari ti fai accompagnare da Donati. Donati, accompagnate mia moglie, lei mi spiega la strada facendo... Ma dove andiamo? Cosa dobbiamo fare? Dove andiamo? Dove andrete? Prova in questura, prova a casa di Antonio, a casa del diavolo, dove credi, Teresa, dove credi, basta, io non ne posso più. Ma volete farmi impazzire? Ma volete farmi uscire pazzo? Basta, è scappato quella sciagurata, peggio per lei, non merita le mie ansie, le mie preoccupazioni. Cari miei, io sono pieno di preoccupazioni, io sono qui, le mie ansie, le mie preoccupazioni stanno qua, io non ne voglio sapere più, è scappata. Che sposi chi vuole, Antonio, Francesco, Pasquale, basta, io non ne voglio sapere più, non ne voglio sapere più, perché basta adesso, andate, trovala, e se la troverai portala da qualche altra parte, ma non qui, non la voglio in casa mia, capito? Non la voglio, non la voglio. Eccoli qua i figli di oggigiorno. Eccoli qua i figli di oggigiorno. Eccoli qua. Beh, Vengo dallo stabilimento. Non mi hanno fatto entrare. Ci sono gli agenti. Stamattina c'è stato un furto. sì, lo so. Ma cos'è? Sono preoccupato. Comincio a essere preoccupato molto seriamente. E hai ragione. Gervasio, Gervasio, ti lascio. Vado via, ti lascio per sempre. Ma perché? Perché è così. Walter, ma ti ho forse maltrattato, ti ho trattato male? Come un padre mi hai trattato, come un fratello. È meglio che io vada via per sempre da questa casa. Avevo trovato in te un alleato, un amico fedele, ma mi convinco sempre di più che devo andare. Walter, io non so che dirti, io non vorrei, non è nel mio desiderio, ma se tu vuoi. E anche tu lo vuoi. Forse non ne sei del tutto convinto, ma finiresti un giorno per convincerti. E quel giorno non deve mai venire. Anche qui, come altrove, piano piano, giorno per giorno, si è creato il vuoto intorno a me. Quel vuoto che opprime, quel vuoto che uccide. Sguardi ostili, espressioni di timore, sorrisi ironici, cattivi. Prima l'uno, poi l'altro, poi questo, poi quello, la serva, il cameriere, i vicini, tutti. Il mio destino, Gervasio. Andrò via. Walter, ma andiamo, ma dove andrai? Tu non hai casa, non hai famiglia, non hai nessuno, che cosa farai? È il mio destino, Gervasio. Andrò via. Lontano da questa casa, lontano dalla tua felicità. La felicità per me non esiste. Solo da piccolo, vedi, sono stato felice. Da piccolo, guardando il cielo, il mare, i fiori. Ed ieri li guardavo fisso nel tuo giardino. Guardando un prato fiorito, una collina, un monte, mi domandavo, ma che bello questo paradiso, che bello, ed è tutto per noi, ed è soprattutto per gli esseri buoni come me. Ed io pensavo, vorrei essere sempre più buono per meritarmi la fetta più grossa. Ma da grande, piano piano, giorno per giorno, mi sono reso conto che di tanto paradiso, benché continuassi ad essere buono, non mi era aspettata soltanto una piccola parte, mentre tanta e tanta di quella cattiva mi era toccata.
Allora Gervasio, a che serve essere buoni? Alla bontà bisogna aggiungere la fortuna. Quella dea bendata che nel corso di 60 anni non è riuscita a toccarmi, o forse non ha voluto toccarmi nel timore che io potessi portare disgrazia. Lasciami andare, Gervasio, lasciami andare via. Grazie. Walter, credimi, io se non fossi così preoccupato, indeciso su tante cose che mi lasciano così indeciso, senza sapere che fare, Forse non lo sarai più. Addio. Addio, amico mio. in camera tua. Tina, non esca di camera. No, non esca di camera. Tieni la roba lì, capito? Non esca di camera. Non esca di camera, non esca di camera. Facciatore. Dove sta? Dov'era? Sotto casa di Antonio l'abbiamo trovata. L'ho vista io, la signora non se n'era proprio accorta. Non me ne ero accorta. Ma l'ho fermato, sai, a quel bel tomo di Antonio e gliene ho dette 4. È andato via mortificatissimo, giurando di non farsi più vedere. Speriamo. E va bene, commendatore, ma in fondo sono ragazzi. Sono ragazzi. Intanto che giornata. Che giornata. Che giornata. Che giornate vorrei dire, caro mio. Senti, Gervasio, ascolta. Se tu non hai il coraggio, Teresa, stasera, quando viene vuol dire... Teresa è andato via. È andato via? È andato via per sempre. Sia ringraziato il Dio. Gervasio, che bello, vedrai. Vedrai, finalmente riacquisteremo la nostra serenità. La pace familiare. Vedrai, sarà tutto diverso. Tu che dici? Dici di no? Che ne so. Boh. Ma come che ne sai, vedrai. Donati, che bello, che bello. Finalmente riacquistiamo la nostra pace. E adesso scusatemi, dottore, io vado a vedere quella sconsiderata di mia figlia. Che bello. Pronto? Sì, sono io il commendatore. Gina. Come? Il ladro è stato rintracciato. E la refurtiva? Tutte recuperate. E chi era? E lo credevamo un impiegato fidato, lo credevamo. Bene. Gina, intanto nel frattempo tenete come assente giustificato quel signor Walter. Ma come avete il cognome? Sì, poi spiegherò. No, io non vengo in ufficio, sono un po' impegnato. Sì. Avvertirò io il signor Donati, che è già stato avvertito perché è quello. Sì. Va bene, grazie. Chi era là? Il vice cassiere. Il vice cassiere? Avevamo affidato bene la cassa, Quel santarellino? Sì, sembrava proprio un santarellino, non ha fatto in tempo a fuggire, così l'hanno preso. Va bene, allora io vado in ufficio, commendatore. Sì, andate. Donati, pensate voi tutto, perché io oggi penso che non verrò, sono un po' così. No, non ci preoccupi, mi manca a casa perché oltretutto la vedo un po' nervosa. E poi l'appuntamento con il segretario del vecchio Moretti. Moretti, il vecchio Moretti. Perbacco, ma che fa quello? Migliora sempre. Ma sono cose da fare, migliora sempre. Ma che bella fibra, ma che è fatto d'acciaio questo? Come migliore? Va bene, andate, Donati, andate. Va bene, io vado. Ma sono cose da pazzi, no? Ma guardate, quello ha 84 anni, broncopolmonite, trombosi cerebrale, nefrite. Ma che accidenti gli devi venire a questo? Ma che accidenti gli devi venire? Adesso.
Ina? Ina? Sì, commendatore. Senti, sei libera? Hai tempo? Sì. Ti puoi assentare un attimo? Ah, sì. Se no manda il ragazzetto del giardiniere se tu non puoi andare. Mando il ragazzetto, sì. Ma che devo fare, commendatore? Al signor Cesare Moretti, Corso Garibaldi 273, primo piano, in omaggio. Sì, che cosa, commendatore? Questo orologio. Grazie.